Grazie. Permettimi di attaccare con una storia personale. Mi sono nato a Padova che è poco più di 40 anni da pare Veneto e mare sul tirolese. Me pare me parlava in italiano, invece me mare la me parlava in tedesco. Per me il Veneto e era la lingua che me pare lo parava con suo fratello e con suo pare. Coi animi e si scaldava un fiamme. De solito dopo di aver visto il telegiornale in televisione. Me nonna, suo mare, l'ha studiato italiano, dai la sola con la televisione e le incrosai. E con Mira parlava solo in italiano. Qualche volta avevo sentito mio padre e suo mare scherzare in Veneto. Per me il Veneto era una lingua proibita. Che non avevo mica da azzardarmi a parlare, neanche a provarle. La lingua che io voleva che parlasse era il tedesco, la mia lingua per destra, che con quella a me sento sempre fuori a posto, anche dopo dei migliaia di ore di corso. L'italiano era un fatto sicuro. Ma non che era mia spazio per la lingua veneta, non la era neanche valutata per lingua in famiglia. Contare questa storia di altri in lingua veneta alla per me una emozione grande e una conquista. Negli ultimi 40 anni il mondo è molto cambiato. Il concetto di lingua minoritaria regionale si è affermato a livello sovrastatale e in parte anche statale, anche se ancora molto c'è da fare. Nel contempo l'inglese è diventato lingua egemone in molti settori, specialmente dopo la caduta del muro di Berlino dell'Unione Sovietica. I discorsi attorno alla rivitalizzazione, mantenimento e promozione di lingue minoritarie in Europa e oltre non possono essere fatti senza tenere a mente le relazioni di potere con le lingue maggioritarie, nel caso del Veneto l'italiano, e l'inglese è diventato lingua globale. In altre parole, non è vero che il mondo di oggi è piatto come alcuni intellettuali pensano. Viviamo nell'era della globalizzazione, dove i mercati globali offrono nuove possibilità per le lingue locali. Il mio contributo di oggi vuole offrire qualche spunto per il Veneto sulla base della mia conoscenza della letteratura specialistica. Non aspettate soluzioni facili, perché semplicemente non esistono. La strada è impervia, ma ciò non implica che non valga la pena di percorrerla. Now, we have to tackle complex language relations in the region of Veneto, taking into account the superstate level, English, the state level, Italian, and of course the regional level, Venetan, without forgetting the local minority languages present in definite areas of the region, in particular Ledin, Cimbrian, Zimbar, and Mokkeno, Bernstol and Sprok. But before to do so, we have to explain the conceptual toolbox we are going to use from a theoretical point of view. There are 3 levels of analysis we should take into account. First, on a macro level, state traditions. Second, on a meso level, language policies. Third, on a micro level, language planning. State traditions refer to the ideological stand behind the relation between languages and the formation of the states. This level came out recently from the studies of Susan Sontag and Linda Cardinal, especially... Oh, non si vede bene. C'è un problema di visualizzazione. È così già troppo avanti. Ah, scusate. Beh, riuscite un po' a seguire, dai. Especially in relation to the position of French in Canada. To keep a long story short, the same language planning and planning policy action for French can have different results in Canada, France, Belgium, and Switzerland because the state tradition of the countries are different. According to Davis Castle-Johnson, language policy comprises all mechanisms that impact the structure, function, use, and acquisition of languages. These mechanisms are evaluated and modified thanks to the instruments of language planning. If the macro level gives the necessary background of the analysis, the meso and micro levels are highly intertwined. Mark Fetz nicely described that already in 1997. Language planning must be linked to the critical evaluation of language policy, the former providing standards of rationality and effectiveness, the latter testing these ideas against actual practice in order to promote the development of better language planning models. Such a research field will be better described as language policy and planning, LPP. The standard model of language planning shows 3 levels of analysis: status planning, corpus planning, acquisition planning. Status planning is a set of actions that aim to change the public image of the given language, in our case Venetian, both from the point of view of the speakers and of non-speakers as well. Corpus planning refers to the ways to change the language material through linguistic engineering,
And acquisition planning is a set of actions that aim to facilitate the acquisition of the given language, in our case Venetan, in any form. In sum, we have to look at the official overt but also the implicit covert language policies around the Venetian language in the context of the Italian state tradition, and what we can do in order to promote the status of Venetan, its corpus and acquisition. Per quanto riguarda lo status c'è ancora molto da fare. Da una prospettiva europea è incredibile come in Italia si continua a parlare il dialetto veneto. Semmai il veneto è un dialetto latino, vale a dire una lingua romanza, appunto, fine della discussione. Detto ciò, bisogna porre l'attenzione sullo status del Veneto e su cosa potrebbe rappresentare un sano bilinguismo regionale veneto-italiano, che è secondo me l'unico obiettivo da raggiungere nella regione Veneto nel medio periodo. Diceva Keynes che nel lungo periodo siamo tutti morti, perciò limitiamoci per lo meglio. Dobbiamo pensare fuori dagli schemi, uscire dalla contrapposizione lingua veneta versus lingua italiana, perché altrimenti ne escono perdenti tutte e due. Mi spiego. On one side we have positive example of regional bilingualism in the European Union. I will only mention Catalonia and Wales, much more similar than Italian context such as South Tyrol in Italy, whose history and situation is structurally different. In Veneto we have a regional language, Venetan, spoken by the majority of the population, who is basically homogeneous, while in South Tyrol we have 3 communities defined by 3 languages, German, Italian, Latin. So I hope people will look at the really similar case studies, then they should apply what learned in our case, mutatis mutandis. There is a fundamental aspect to take into account. This is a general trend shown by successful regional languages, the ethnization. Venetan belongs to every people who wants to speak and write it, without regard of the place of birth, in Veneto or abroad, or if he or she physically lives in Veneto. Speaking of which, I want to remember that Venetan in its Italian variant is officially recognized in the state of Rio Grande do Sul in Brazil. From the name we can understand that probably the Venetan speakers of Brazil had the opinion in the past of speaking Italian, and only the last time they understood what they are speaking in Venetan. Better late than never. When we distinguish well the nature of things, we avoid the risk of major rational actions. Va detto che in Veneto c'è un fenomeno di contatto molto forte con l'italiano, che erosa lo spazio vitale della lingua veneta e il senso di appartenenza dei veneti rispetto alla loro lingua, che quindi quest'ultima tiene a appiattirsi sulla varietà regionale dell'italiano. La strada da percorrere è una sola, l'ha ben delineato il collega Mauro Tosco, è necessario fare Ausbau, vale a dire elaborare il veneto perché possa distanziarsi il più possibile dall'italiano sia a livello strutturale che lessicale. Per fare ciò bisogna creare nuovi ambiti d'uso. La Regione Veneto deve rendere visibile la lingua a tutti i livelli, regionale, provinciale, comunale, e mettere in uso il più possibile sempre in bilinguismo additivo con l'italiano. Bisogna aggiungere il veneto, non togliere l'italiano. Più migliora il veneto, più migliora l'italiano. Qui entriamo nel tema della pianificazione del corpus. I parlanti devono essere consapevoli di quando parlano veneto e di quando parlano italiano. Questo farebbe bene entrambe le lingue. Rispetto ad altre lingue minoritarie d'Italia della famiglia romanza, il veneto se la passa piuttosto bene, non presenta problemi particolari di grafizzazione, esiste una coinè in pratica, vale a dire c'è una varietà parlata a livello regionale che permette per esempio un veneto di Belluno di parlare in veneto con uno di Rovigo, senza problemi. Usare la lingua veneta negli ambiti amministrativi e pubblici sarebbe un segno importante per lo status, ma richiederebbe anche un lavoro di chiarificazione del corpus non indifferente, che andrebbe poi messo a disposizione di tutti con le tecnologie digitali gratis. In questo modo anche il settore privato potrebbe trarne profitto. Come punto di partenza, penso sarebbe una buona idea scrivere gli ingredienti dei cibi tipici anche in Veneto e anche dare nomi veneti ai prodotti. Quanti ristoranti in Veneto offrono il menù in lingua? E sto parlando solo di un punto di partenza. Insomma, il settore pubblico e il settore privato dovrebbero fare un'alleanza per un comune obiettivo. Let's talk about acquisition planning. Recently in Italy there has been a debate on the scarce mastery of Italian language in writing by our students. School was blamed. A healthy regional bilingualism could reach a good competence in reading and writing both in the regional language, Venetan, and Italian. Being literate in 2 languages has the big advantage to teach speakers to understand well both language systems, as people is forced to put them in comparison all the time. Obviously, this will be a benefit for the status of Venetan, but it will be a benefit for the competence of Venetan speakers in Italian language too. Here's my point. In order to eliminate the fear underground that Venetan can harm Italian, let's show how Venetan on the contrary could help Italian. A healthy regional bilingualism opens the door to all other languages starting from English. Marginal note, a healthy regional bilingualism respects the other minorities, that is Ladin, Cimbran and Moccano. Those speakers should be helped by Regione Veneto in the maintenance of their languages. Therefore, in those areas, it should be possible to have
if local population desires so, a bilingualism, for instance, led in Italian, alongside with the general regional bilingualism, Veneto and Italian. Today, such an idea seems science fiction. I hope that for the generation of my children, once grown up, it will be a matter of fact. Naturalmente la scuola non può essere l'unico ambito dove agire. L'Accademia che qui ci ospita e che ringrazio per l'invito sta facendo un lavoro molto interessante al di fuori delle istituzioni scolastiche, sul territorio e anche in quelle scolastiche, vedo. Lavoro che rende i parlanti veneti consapevoli e produttivi. Essi diventano neolocutori, parlanti nuovi, che prima avevano forse solo una competenza passiva del veneto, una lingua che non sapevano scrivere appropriatamente. Chiaramente qui ci vuole un cambio di mentalità forte. Questi neolocutori non sono né parlanti nativi né parlanti lingue seconde. La letteratura specialistica ci mostra che in altri contesti, penso per esempio alla Provenza, queste varietà vengono talvolta considerate artificiali o addirittura false. Questo va evitato mediante una paziente opera di sensibilizzazione. Va precisato anche che di naturale nelle lingue c'è solo la predisposizione ad apprenderle. In altre parole, non esistono lingue naturali in realtà. Quali lingue vengano davvero apprese dipende completamente dalla cultura, che è l'insieme dei prodotti e delle scelte fatte consapevolmente o meno dalla società. A proof of that is the language in which I am specialized, Esperanto. That language was planned from scratch in 1887, but since then it was used by a community of practice. Thus, it evolved following the laws of all other human languages, with archaisms, registers, and so on. I want to stress the fact that the Esperanto community is an avant-garde in the field of language rights, and that several speakers of several regional languages participate to the community itself. And from Esperanto we can learn a lesson useful for Nathan too. In a comparative study made by me and my colleague Emanuele Miola, we show that Piemontese, but we could talk about Veneto in similar terms, could benefit a lot from a systematic and punctual use of the tremendous opportunities that the digital world offers to all the languages with scarce official recognition, as Esperanto is currently doing. In particular, who wants to learn Esperanto has at disposal a set of online tools, so to reach a good level that permits to go to an Esperanto congress and speak the language straight away. This is still to be done in the case of regional languages such as Veneto. The Academia prepared a praiseworthy module on the app Mime Rise, but more than this is needed. I hope that in future side initiative will be imitated. Personalmente del Veneto ho una competenza molto limitata, io sono un semilingue, capisco il parlato in una certa misura, ma non mi azzardo a parlare io stesso, so leggere un pochino, ma non so scrivere. Non posso recarmi in Veneto per fare un corso sul posto, per 1000 motivi. Mi piacerebbe migliorare la mia competenza attraverso il web. Francamente non credo che il mio sia un caso italiano. Pensate ai parlanti italiani in Brasile, quanto lo apprezzerebbero. L'esperanto potrebbe anche giocare un ruolo importante nella salvaguardia delle lingue regionali d'Europa. La Brexit ha cominciato a far riflettere sul ruolo dell'inglese nell'Unione Europea, la cui crisi è evidente. Insistere in Italia sulla strada di un bilinguismo sbilanciato italiano-inglese porta al rischio molto concreto di avere semilingui non solo nelle lingue regionali ma anche in italiano, guadagnando una incerta competenza di inglese, per così dire. Bisogna invertire la rotta adesso. A questo proposito, permettetemi leggervi un passo dall'appello ai diplomatici scritto a Ludovico Lazzaro Zamenhof, il fondatore dell'Esperanto, pubblicato nel 1915, che morì 100 anni fa e l'UNESCO lo festeggia quest'anno, nel pieno della Grande Guerra. Il testo originale è bilingue esperanto-inglese. Plei bone estus, se antau diversae grandai, cae malgrandai Europae regnoi, ni havus iam proportia che geografia rangita in unuiginta in stato ed Europo. Ciam la supradirita principio estos ufficiale fixita per garantita decido de ciu Europae regnoi, tiam malaperos la cefa causo de militoi, cae de constanta reciproca timado cae sen fin armigiado. Certiam oni iam neniam che nenie pos diri che la patruio estas en dangero. Okay? La mia visione di un'Europa aperta, equa e solidale, che applichi come politica linguistica un trilinguismo verticale, per esempio in Catalogna catalano, spagnolo, esperanto, in Galles gallese, inglese, esperanto, in Veneto, veneto, italiano, esperanto. Solo in questo modo possiamo superare la retorica risorgimentale della cosiddetta unità di popolo, terra e lingua, che per me è parte di un passato, analogamente alle guerre fratricide che hanno insanguinato il continente europeo per secoli. Dobbiamo finalmente costruire gli Stati Uniti d'Europa, competitivi sul mercato globale e rispettosi delle identità locali. Grazie, thank you, danke.